Dell'informazione che quasi quotidianamente deve fare i conti, deve misurarsi con notizie di questo tipo e credeteci non è bello. Ogni giorno aggiungere una croce in questa terra che fino a qualche anno fa era raccontata per la sua fantasia, perché tutto andava bene. Adesso il vento è cambiato e proprio per questo bisogna fare presto. Ce ne accorgiamo, la gente che quotidianamente opera se ne accorge, forse lassù, nella politica, nei palazzi della politica, non se ne accorgono, c'è uno stacco troppo forte, troppo evidente tra il paese reale e il paese che fa politica. Stiamo assistendo alla distruzione del nostro capitale umano, ad un deperimento collettivo, ad una sfiducia che sta coinvolgendo tutti e questo non va bene. Lo ripeto forte e chiaro, fate presto, fate presto. E di questo iniziamo a parlare. Alice Bellon, ecco, su questo fronte, ecco, secondo lei chi sta scherzando con il fuoco in un momento così delicato? Sta scherzando con il fuoco chi può fare qualcosa di concreto per il Veneto. Io mi riferisco soprattutto a questa terra, la terra in cui i miei genitori, i miei amici, tutte le persone che conoscono lavorano, producono, fanno tantissimo, la stessa terra che e la stessa comunità che oggi probabilmente ha tradito questa persona di Feltre che si è tolta la vita, perché qui a Feltre, qui in Veneto, questa persona non ha trovato la speranza, non ha trovato la possibilità di poter andare avanti, non ha visto la luce in fondo al tunnel e non ha visto soprattutto in questo paese qualcuno che fa qualcosa, qualcuno che dà una speranza. Allora, sotto le ceneri del Veneto da più di un anno lavora il movimento di cui anch'io faccio parte e noi proponiamo un'azione concreta che sta portando il suo frutto, lo sta portando in Consiglio regionale del Veneto, che è quello di offrire ai veneti la possibilità di decidere del proprio futuro e quindi di dire attraverso un referendum che è un'azione legale, democratica e pacifica se vogliono restare all'interno dell'Italia oppure intraprendere una nuova strada e costituire una nuova Repubblica Veneta. Tutto questo è in discussione in Consiglio regionale Veneto grazie a una proposta di legge studiata da noi, da Indipendenza Veneta e depositata la settimana scorsa in Consiglio regionale del Veneto e quindi andrà in discussione e anche una commissione giuridica voluta da Zaia che nelle prossime settimane deciderà quale percorso legale potrà fare il Veneto. Quindi secondo noi tutto ciò è uscire dal tunnel, è finalmente darsi da fare, ecco, fare qualcosa di concreto. E in attesa di questo, cioè per dare una risposta immediata ai problemi del Paese, ecco, lei cosa vedrebbe? Cioè il ritorno alle elezioni subito, un governo di larghe intese da fare subito, a prescindere dalle simpatie o dalle antipatie? Quale sarebbe la sua ricetta? Allora, l'Italia a mio modo di vedere è un Titanic, è una nave che sta affondando ed è veramente difficile da qui riportare a galleggiare una nave del genere. I veneti la cosa che possono fare è assumersi la responsabilità, non lo so, di una parte del debito pubblico, di ciò che riescono a dare per questo territorio e dare la maggiore attenzione, il maggiore benessere che si può creare su questo territorio. Questo lo si può fare concentrandosi ognuno per il proprio comune ma anche sul nostro territorio, quindi riportando, focalizzandoci qui, cioè non possiamo pensare di dare la responsabilità a un centro che è a 700 km da Treviso e sperando che loro possano pensare di risolvere qui una situazione che già ormai da più di 10 anni ci vede in declino. Ecco, però un governo in qualche modo bisogna farlo, no? A prescindere. Sì, allora è vero, c'è questo problema italiano, la soluzione rapida secondo noi è il referendum, proprio per questo la proposta nostra prevede una chiamata dei veneti il 6 di ottobre 2013, quindi una data vicina che aprirebbe finalmente le porte alla possibilità al Veneto di andarsene e di crescere finalmente come Stato, come nuova Repubblica al pari di tutti gli altri Stati europei.
Va bene, allora mi fermo per un paio di minuti. Alice Bellon, lei allora invece come mai sono venute a suonare il campanello? Perché una attivista di indipendenza veneta si è spesa più degli altri? Perché con la scelta è caduta su di lei? Allora, prima di tutto correggo il mio nome che è Alessia, quindi Oh, passo Alice, da... aia. No. Per fortuna non siamo ancora in pari colpo condicio. di scena, colpo Alessia di scena. Bellon, scusi. Alessia Bellon. Allora, è stata anche tra di noi, nel nostro gruppo c'erano 4-5 personalità che potevano ben adattarsi a questo ruolo. Alla fine hanno detto dai, fallo tu che hai sempre energia e a volte dimostro delle buone qualità di leadership, e quindi mi hanno detto bene, e a me piace, insomma, attualmente mi sto divertendo molto in questa campagna elettorale, perché ho l'opportunità di conoscere ancora di più tantissimi aspetti di Treviso, delle persone che la compongono, nei quartieri, i commercianti, gli artigiani, i cittadini, i pensionati, nei bar, quindi è molto bello socializzare in questo momento di campagna elettorale con tantissime persone. Ecco, anche per lei chi è Alessia Bellon, non Alice, Alessia Bellon? Allora, io sono socia di una società digitale, amministratore delegato, i miei soci mi hanno lasciato questo ruolo, è una web startup ed è la mia ultima attività dopo diversi ruoli in alcune aziende qui a Treviso, sempre nell'ambito comunicazione e marketing. Alessia Bellon, invece, insomma, vi presentate con Indipendenza Veneta, è la prima volta che vi presentate, sì, no? Le elezioni comunali di Treviso. Non sarà una passeggiata, no? Nella terra dello sceriffo, della Lega Nord, della Roccaforte, d'Italia, addirittura del Carroccio, un elettorato che potrebbe essere in qualche modo sovrapponibile. Pensate di sottrarre voti in modo particolare alla Lega? Questo lo decideranno, insomma, questo lo decideranno i cittadini. Indipendenza significa autogoverno del proprio territorio, e quindi significa avere una valutazione, un occhio di riguardo su come gestire al meglio le proprie risorse. Sappiamo dal bilancio preventivo del 2012 che a Treviso lo Stato italiano aveva deciso di dedicare solamente 779.000 euro, vado a memoria, e ciò significa circa 9,5 euro a cittadino. Questo secondo me è un insulto nei confronti dei cittadini di Treviso, perché ricordiamoci che stando in Italia significa fare 20 euro di benzina e ritornarli già allo Stato italiano 9,5 euro. Cosa ha fatto? Il Comune di Treviso sicuramente poco poteva fare con queste risorse, nulla ha protestato, anzi ha pensato di controbilanciare nell'ultimo anno, aumentando la pressione fiscale sui cittadini di Treviso. Quindi serve riportare efficienza sulla macchina comunale e questo secondo me è una regola base. Il Comune non deve essere il classico ente da timbri, da autorizzazioni, da burocrazia, ma deve essere gestito in maniera manageriale e valorizzare le eccellenze di Treviso. Questo è un punto forte del nostro programma, cioè sappiamo che che il territorio di Treviso, i trevigiani in questi anni hanno prodotto delle eccellenze, queste vanno fatte rifiorire, ripotenziate, e l'amministrazione comunale che rappresenta i cittadini può fare tantissimo per questo, da valorizzare, da lavorare insieme con i notissimi marchi, brand che ci sono a Treviso, valorizzare le eccellenze architettoniche, le eccellenze naturali. Pensiamo al fiume Sile, uno dei fiumi di risorgiva più lunghi al mondo, pensiamo a delle manifestazioni eccellenti che ci sono state qui a Treviso, vale a dire dall'Ombra Longa, che può essere riformulata, piuttosto all'Home Rock Festival, al Festival del fumetto, dei cartoon, al Trofeo Topolino. Altre eccellenze sono quelle enogastronomiche, cioè Treviso dovrebbe essere conosciuta in tutto il mondo per ciò che riesce a produrre, dal radicchio al prosecco, al tiramisù, alla casatella, cioè veramente è il cuore della marca Gioiosa e Tamorosa, che ora non lo è. Quindi amministrazione comunale, diamoci da fare, perché
questo deve essere valore, portare valore e benessere a tutti i cittadini, quindi basta essere macchina burocratica di timbri, ma bensì essere al fianco degli imprenditori, dei professionisti, dei cittadini e mettere a fattor comune queste eccellenze. Bene, mi fermo. Bellon, lei invece cosa scriverebbe su questa cartolina di Treviso? Come la definirebbe, la riassumerebbe oggi, così com'è, con le sue luci e con le sue ombre? Sì, secondo me l'anima di Treviso attualmente è triste, è un po' grigia, offuscata rispetto alla Treviso di qualche anno fa, che era veramente il cuore della Marca Gioiosa e Tamorosa. Adesso i cittadini non hanno questa vitalità, si vede un centro storico in cui tante attività commerciali iniziano a chiudere, spazi inutilizzati, ricordiamo ci sono più di 3.500 immobili sfitti a Treviso, quindi veramente Treviso che un po' soccombe sotto il peso della crisi economica e mantiene fortunatamente intatte le proprie eccellenze che devono essere appunto rivitalizzate. Quindi, Alessia Bellon invece ha 3 cose che secondo lei insomma, non sono state fatte come dovevano essere state fatte. Secondo me la mia percezione è che a Treviso attualmente manca una chiara idea di sviluppo della città, cioè vale a dire dove l'attuale amministrazione comunale, qual era l'obiettivo finale della sua conduzione. Quindi è importante ritornare a dare a Treviso un'identità forte. Fino a qualche anno fa Treviso si riconosceva in alcune sue eccellenze, tra l'altro sportive, vedi rugby, volley, vedi i successi del basket, c'erano delle eccellenze di cui essere orgogliosi come trevigiani. Quindi veniva identificata come la città dello sport. Sì, dello sport e non solo. Oggi si sono perse, no, queste eccellenze sportive come anche altre manifestazioni e quindi un po' la città ha perso l'identità. Serve per Treviso ritornare a ritrovare questa identità sociale, culturale forte. Altra cosa, sono stati trascurati parecchio i quartieri intorno a Treviso. Ricordo che su quasi 83.000 abitanti solo 7.000 circa abitano nel centro storico, la maggior parte dei trevigiani quindi abita i quartieri popolosi all'esterno che hanno pochi servizi dedicati e soprattutto per quanto riguarda la parte dedicati soprattutto ad anziani, giovani e famiglie, e infatti Treviso è una delle città più anziane del Veneto. E da ultimo la terza citerei la viabilità. Treviso è vero è a misura d'uomo, è piccola, ma non c'è mai stato un progetto di viabilità integrata tra auto, bici e trasporto pubblico e soffre appena c'è un minimo di evento, di giornata di sole che i trevigiani si muovono, soffre di una congestione, una congestione del traffico vergognosa. Anche qui non si è voluto dare una soluzione a questo, che significa costruire ad esempio altri parcheggi multipiano, significa dotarla di bus elettrici nel centro storico, significa quindi favorire uno sviluppo che vada in ottica di sostenere la crescita della città. Alessia Bellon, lei ne vede? Sì, io ne ho una in testa perché secondo me è un plus, è stato un plus soprattutto 15 anni fa rispetto ad altre città venete, che era la pulizia del centro storico, la cura dedicata al centro storico e anche la sicurezza che in qualche maniera quando si è a Treviso si ha la sensazione di poter godere. Quindi una città controllata in cui ci sono delle forze dell'ordine, ci sono dei vigili, ci sono comunque alcuni servizi municipalizzati che funzionano. È anche vero che questo che è stato il cavallo di battaglia dell'amministrazione comunale uscente si sta ritorcendo contro, cioè vale a dire avere un centro storico che è stato definito una bomboniera, quindi un salottino ben curato, attualmente non svolge più il suo ruolo, che è quello di essere punto nevralgico di crescita della città, perché appunto è ingessato, è fermo e quindi l'idea è proprio quello di utilizzarlo per il rilancio della città portando attività digitali, giovanile, questo è un altro punto del nostro programma e quindi riportare vitalità anche economica al centro storico. Dice Alessia Bellon, scivolo sempre con quella Alice. Alessia Bellon quante probabilità pensa di avere?
Allora, io ho tutte le probabilità che mi darà il lavoro mio e della squadra, quindi il fatto che siamo scesi in campo significa voler arrivare al risultato pieno, voler vincere questa competizione elettorale. Questo è importantissimo per me e per la mia squadra, cioè vogliamo veramente dare una chance a Treviso di rilancio. E correte anche, no? Mi pare. Sì, Che sì, è vero, bravo, la vostra bravo. campagna elettorale è di corsa, Sì, in marcia. sì, nei quartieri C'è chi corre siamo... e chi si mette sta Alessia Bellon, centro storico, no? Si discute da anni, il centro storico di Treviso deve essere chiuso, una volta i commercianti dicono sì, poi un'altra volta dicono no perché mancano i parcheggi. Ecco, su questo fronte, ecco, Indipendenza Veneta e quindi il candidato sindaco di Treviso che cosa pensa? È il caso di intervenire più radicalmente di quanto sia stato fatto fino a questo momento? Sì, nel nostro gruppo, anzi in ticket con me il vice sindaco di Treviso che è Maurizio Giomo, è un esperto proprio di viabilità, un libero professionista che da anni... Vice sindaco. Sì, candidato vice sindaco. Ma vedi, io sono già proiettato, sono già arrivata al... Candidato vice sindaco Maurizio è un esperto di viabilità, quindi è il suo lavoro quotidiano e progetta nuovi sistemi di viabilità per migliorare, no? Rendere più fluido proprio quello che sono gli ingorghi o i problemi. Su Treviso noi abbiamo un piano concreto che prevede anche, che va a migliorare proprio anche tutta la gestione del centro storico. Come? È un piano che va a realizzarsi non a breve termine, cioè vale a dire non nei primi mesi, ci vuole probabilmente tra 1 e 2 anni per far costruire dei parcheggi multipiano in delle zone strategiche che potrebbero essere... Ci vogliono i soldi per costruire i parcheggi. Per costruire i parcheggi si possono costruire in project financing, vale a dire, per chi non lo sapesse, concederli a dei privati che possono costruire questi parcheggi e poi il privato ripaga la costruzione con gli introiti in 20-30 anni, gli introiti che prende dal parcheggio stesso. C'è già, sappiamo, questo progetto per Piazza della Vittoria, ma parcheggi possono essere costruiti anche in altri angoli della città, vale a dire Piazzale Burchiellati sotterraneo, piuttosto che ex provincia, e quindi vicino al Duomo, o ancora lungo le mura, tipo... Quindi mi pare di capire, centro storico chiuso sì, ma con i parcheggi. Sì, con dei parcheggi e questo favorisce diverse situazioni. Prima di tutto non si hanno più persone, macchine che girano per cercare un parcheggio libero, ma la maggior parte delle persone vengono concentrate proprio su quei parcheggi solo strategici nei vari punti della città. Chiudo dicendo, i parcheggi che restano nel centro storico possono essere dedicati ai commercianti e ai residenti, quindi ogni residente ha il suo parcheggio dedicato e ogni commerciante ha il proprio parcheggio dedicato e quindi viene a crearsi in centro storico quasi una zona pedonale naturale. Inoltre alcune piazze storiche di Treviso che adesso sono dei semplici parcheggi, pensiamo a Piazza Duomo, pensiamo a Piazza Santa Maria Maggiore, piuttosto che Piazzetta Filodrammatici, Piazzetta Sant'Andrea, possono ritornare ad essere delle belle piazze in cui si godono l'architettura del nostro centro storico e non semplicemente vai a cercare il parcheggio e quindi sfruttate malamente. Sì, certo. Sì. Alessia Bellon, ecco, anche lei su Vie Inferiori immagino che abbia io ho le sue... ricevuto notizie tra l'altro da alcuni commercianti della via che quel cancelletto che facevate vedere a quanto mi hanno riportato è stato pagato dai commercianti stessi, quindi figuriamoci, cioè le opere adesso nel comune di Treviso vengono addirittura pagate di tasca, no, dai commercianti e poi installato dal comune. Ci mettono del loro perché dicono insomma per noi può essere un'occasione, no, giusto, di un'occasione. sviluppo. E poi pensate anche a chi ha un locale, un'attività lì e può adesso godere magari di mettere fuori dei posti a sedere, quindi aumentare la propria capienza e dare anche un servizio in più, no, ai cittadini di Treviso, viene invece, si vede negare tutto ciò e quindi mancare proprio la possibilità di realizzare un po' di guadagno in più in questo periodo tra la primavera e l'estate. Ecco, c'è da capire come mai quello che avevano deciso 2 assessori
di Treviso in favore di questa via. Adesso invece il vice sindaco torna sui suoi passi, non guarda più l'interesse della cittadinanza e dei commercianti che sono su quella strada, ma viene mosso da altre logiche. Io non capisco quali sono, probabilmente qualcosa ci sarà per lui da difendere, da tutelare. Non gli andrà più bene, non lo so, ma ovviamente poi la Giunta dovrà decidere, insomma è un organo collegiale, è difficile che poi, insomma, perché Gentilini decide di cambiare idea, le cose vadano in quella... Io soprattutto lo spero per i commercianti, per chi ha investito su quella via. Ricordiamoci che chi lavora lì molto spesso la mattina sono i primi a pulire il marciapiede, sono i primi a dare anche un po' di sicurezza a queste vie, no? Perché aprono i loro negozi, tengono aperti alla sera magari un bar, una trattoria, un ristorante che sono lì nella zona, quindi insomma ben vengano queste attività commerciali che rivitalizzano il centro storico. Bene, Bellon, se dovesse Alessia Bellon diventasse sindaco, con i primi atti che vorrebbe intraprendere, quali sarebbero? 3 cose da fare subito, da mettere in moto al più presto. Beh, i primi atti vanno a realizzare il primo punto che abbiamo nel nostro programma, che è quello della riduzione della spesa proprio comunale, per fare in modo anche di ridurre conseguentemente la tassazione sui cittadini. Come lo vogliamo fare? Beh, prima di tutto nominando 2 assessori in meno, e quindi significa risparmiare quasi 100.000 euro l'anno sul bilancio comunale. Vogliamo tagliare il più possibile e comunque tendenzialmente azzerare le consulenze esterne del Comune di Treviso, e anche qui si tratta di risparmiare centinaia di migliaia di euro ogni anno. L'altra possibilità su cui vogliamo focalizzarci è quella di ridare una gestione manageriale alle risorse del Comune. Quindi nel Comune operano tantissime persone, queste devono essere valorizzate al massimo, formate, proprio perché, come dicevo prima, il Comune deve funzionare non come una macchina burocratica per timbri e multe, ma bensì per creare valore e benessere per i cittadini. Alessia Bellon, con la sua spending review, che appunto ha in mente, prevede qualche ritocco, indennità, qualche taglio da qualche parte? Allora, si può anche dire la cifra che attualmente prende il sindaco di Treviso, che mi pare sia all'incirca tra i 7.000 e i 7.500 euro lordi mese, e gli assessori vanno all'incirca tra i 4.000 e 4.500 euro sempre lordi mensili. La nostra proposta è quella di utilizzare una parte di queste risorse che vengono dedicate a sindaco e ad assessore alle associazioni sportive, sociali e culturali che ci sono sul territorio di Treviso. Ce ne sono alcune veramente di molto valide, che fanno tantissimo per creare momenti di socialità, di raccolta fondi, di attività soprattutto con i bambini, i giovani, quindi proprio per dare quella vitalità che a volte manca nei quartieri, quei centri di aggregazione. E quindi la proposta nostra è quella che, finché la macchina comunale non è efficiente e non si riescono a fare probabilmente nei primi mesi quei tagli che noi che abbiamo come primo punto in programma, e quindi taglio delle consulenze, taglio e resa efficiente della macchina comunale, che ci consentirà di risparmiare e di dedicare delle risorse concrete alle associazioni. Quindi noi diciamo ogni assessore a partire dal sindaco darà una parte della propria indennità, le dedicherà per delle attività concrete che faranno queste associazioni, perché questo vuol dire essere a fianco del cittadino, questo significa far ripartire prima di tutto le attività. Ci sono tantissime associazioni sportive di calcio, di arti marziali, di canottaggio, di basket, di atletica sul territorio di Treviso, che non hanno mai visto nulla di concreto da parte dell'amministrazione comunale. Ecco, e queste sono associazioni che vedono l'impegno quotidiano dei cittadini di Treviso e vanno quindi supportati. Abbiamo iniziato. Alessia Bellon.
Sì, sul noi lavoro? abbiamo due proposte, una a breve termine che si può concretizzare velocemente, è quello dando concretezza a un pool di avvocati che ci ha chiesto di aprire uno sportello anche nel comune di Treviso per dare assistenza a tutte le persone che hanno magari problemi legali anche legati al lavoro piuttosto che alla concessione di prestiti, di mutui, che a volte anche questo è un fronte su cui ci sono delle criticità attualmente. L'altro è quello di realizzare dei distretti dedicati al digitale e ai giovani. Spiego anche velocemente di cosa si tratta. Si tratta di realizzare degli spazi di coworking, che sono coworking significa degli spazi aperti, liberi, in cui possono lavorare insieme, fianco a fianco, giovani o meno giovani che hanno delle attività soprattutto nell'ambito culturale, sociale o digitale, quindi soprattutto servizi o del settore innovativo, e sono questi degli spazi che già hanno trovato posto in altre città italiane, europee, creando proprio dei nuclei di aggregazione che hanno un grande fermento, che portano proprio nuove energie di persone, e quindi dando la possibilità alle persone di poter lavorare e di realizzare le loro idee, no? E sono proprio dare la spinta alla giovane imprenditorialità. Sì. Alessia Bellone, il suo slogan di corsa? È sorriso a Treviso. Quindi, il sorriso, sì, le viene anche bene. Grazie per questa puntata di X News, è tutto, ci rivediamo.